Tutti dentro e quindi tutto pronto per la corsa più attesa del galoppo sardo. I cavalli sono agli ordini dello starter. Partita la 96esima edizione del Derby Sardo, prova di selezione per anglo-arabo di 3 anni, qualificati a fondo arabo sulla distanza classica dei 2400 metri. Filtra in avanti Dira, in giubba verde a maniche gialle a precedere Danubio Blu, all'esterno agisce anche Dorinda, poi Diamante Sauro e Panorama da Clodia, Diana de Bonorva, Dollaro d'Oro, Diglielo tu, Donna Rosa, Damian de Bonorva a chiudere due di cuori. Cavalli al completamento della prima piegata dove Dorinda passa su Dira e assume definitivamente l'iniziativa. Dorinda in avanti al primo passaggio di fronte alle tribune, seguita da Dira che capeggia il gruppo degli inseguitori su Danubio Blu, Panorama da Clodia, Diamante Sauro, Diana de Bonorva. Al centro galoppa anche Dollaro d'Oro, muove all'esterno Damian de Bonorva a precedere, diglielo tu, Donna Rosa e più staccato, due di cuori. Cavalli che vanno all'attacco della seconda piegata, lo fa Dorinda da leader nelle mani di Pasquale Salis. Sempre Dira a tallonarla unitamente a Panorama da Clodia, poi compagni di box, Danubio Blu e Dollaro d'Oro. Dall'interno verso l'esterno Diana de Bonorva, Diamante Sauro e Damian de Bonorva, avanza anche Diglielo tu, Donna Rosa, sempre due di cuori a chiudere. Retta opposta alle tribune, Dorinda è in avanti e figura sempre all'evidenza nei confronti di Dira, ora richiesta sull'accelerazione del battistrada. Panorama da Clodia si mantiene in scia in terza posizione precedendo Danubio Blu, Dollaro d'Oro, Diana de Bonorva e Diamante Sauro, questi i primi 7 di questa edizione numero 96 del Derby Sardo, con Dorinda sempre in avanti su Panorama da Clodia e Dira. Poi muove anche Dollaro d'Oro, richiesto da Nubio Blu, così come Diamante Sauro, Diana de Bonorva e Diglielo tu. Cavalli nell'arco dell'ultima piegata, Dorinda è in avanti su Panorama da Clodia, che sembra controllare, poi Dira si fa sotto Diamante Sauro, all'esterno muove anche Diglielo tu, Diana de Bonorva. Cavalli che si presentano ai 300 finali, Dorinda è ancora in avanti su Panorama da Clodia che ora muove al suo esterno, Dorinda e Panorama da Clodia, poi Diglielo tu, passa a Panorama da Clodia nei confronti di Dorinda, si materializza in un lampo anche Diglielo tu, lungo la corda, Panorama da Clodia in avanti su Diglielo tu che scatta ai 100 conclusivi, Diglielo tu e Michele Colombia a trionfare in questa edizione numero 96 del Derby Sardo su Panorama da Clodia, Dorinda e Diamante Sauro. Rivediamo anche il replay, Panorama da Clodia era passata su Dorinda, ma ha dovuto fare i conti con un sorprendente Diglielo tu che a 40 contro 1 ribalta ogni tipo di valutazione e pronostico. L'allievo di Salvatore Cargiaghe che trionfa per i colori di Giuseppe Diana e l'allevamento del signor Antonello Diana. Diglielo tu, timbra l'edizione numero 96 del Derby Sardo, battendo Panorama da Clodia, Dorinda e Diamante Sauro.